purtroppo è chiusa, spiaggia con entroterra. Buonasera, innanzitutto ringrazio per l'invito rivolto alla conferenza e porto naturalmente il saluto di tutti i colleghi sindaci del Veneto Orientale. Non ho scritto l'intervento perché essendo la forma dell'incontro di questa sera un talk, quindi diciamo domande in diretta, evidentemente non mi pareva il caso di precostituire una presa di posizione formale e condivido l'affermazione del sindaco di Portogruaro quando dice che l'amministrazione è voluta rimanere un po' in ombra, considerando che parlando di vino è ideale l'ombra di vino in questo caso. La tutta infelice a parte per rompere il ghiaccio, io non condivido e apprezzo l'intervento dell'amico sindaco Bertoncello, ancorché non mi senta in verità così ottimista, perché dalla mia piccola esperienza, che sono 9 anni che faccio sindaco di un paese, Città del Vino, che è Palmaggiore, e sono 9 anni che da quando sono sindaco sento che dobbiamo fare squadra, però in 9 anni forse l'abbiamo fatto poco, parlo per il mio periodo di competenza, quindi forse abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. Per quello che chiedevo, non vorrei infatti chiedevo in maniera un po' provocatoria se in spiagge con l'entroterra, perché l'entroterra da turisti alle spiagge per forza. Le spiagge che tutte le volte facciano fatica a restituire i turisti che sono lì all'entroterra. Allora guardi, non voglio assolutamente sottrarmi alla domanda che è assolutamente efficace. Ne abbiamo parlato spesso in conferenza di sindaci nel corso dell'ultimo anno e mezzo, proprio in occasione poi dell'incontro propedeutico che l'assessore dell'Ubiza ha avuto con noi nel preannunciarci il piano cominciare tutti. E la sintesi che è emersa è questa: i comuni del mare hanno una marcia in più in materia di turismo, ovviamente per vocazione, ovviamente perché nel momento in cui i sindaci vengono eletti anche sull'onda del consenso di quelli che sono gli operatori turistici e quindi hanno capacità strettamente legate alla gestione di questo settore. I comuni più piccoli, i comuni dell'Interland, hanno evidentemente delle difficoltà che nascono, uno, dall'avere meno a che fare con questo settore, questo è evidente, però molto spesso anche dal fatto che, pur avendo qualche idea, mancano di una regia superiore. Io credo che per fare squadra, per riuscire ad andare d'accordo, non sia sufficiente stabilire il postulato che dobbiamo superare i campanili. Questo lo diciamo tutti, però poi sappiamo che nel momento in cui dobbiamo fare delle scelte, i sindaci rispondono ai loro cittadini e quindi difficilmente superano i campanili. In settori trasversali come quello del turismo, come quello dell'enogastronomia, evidentemente abbiamo la necessità che ci sia un coordinamento superiore. Questo coordinamento passa attraverso gli enti territoriali, quindi la provincia, quindi la regione, non c'è dubbio, ma anche da tutto quell'associazionismo, non solo di volontariato, ma associazionismo specifico del settore, che è quello che ha le competenze pertinenti per riuscire ad avere delle idee nuove. È peraltro questo associazionismo un mondo in itinere, perché stanno cambiando le imprese prima di tutto. All'inaugurazione della Mostra Nazionale dei Vini di Palmaggiore un paio di settimane fa, un operatore del settore faceva un'osservazione acuta e diceva: esempio, nell'imprenditoria agricola e soprattutto vitivinicola è un'imprenditoria che ha una nuova generazione che sta arrivando non solo a far vino, ma anche capacità di fare marketing, di venderlo, di mettersi su internet. È una generazione internetiana che garantisce appunto un cambio generazionale. Settore questo che ha quindi una prospettiva, magari altri sappiamo che molto spesso nel cambio generazionale, nel passaggio dall'azienda da padre a figlio, ci sono delle difficoltà. E se posso quindi fare sintesi, non parlerei di contrasto per rispondere in maniera precisa alla sua domanda, parlerei invece di diversità e quindi di difficoltà di dialogo, quindi il fatto che si producano all'interno del territorio veneto orientale dei prodotti, questi magari non vengono promozionati, penso a Torino, penso a Milano, penso al vino che viene esportato in